Cari telespettatori, ben ritornati con noi e come vi avevo promesso questa sera protagonisti sono i nostri comuni, il nostro territorio, i sindaci che hanno amministrato, che stanno amministrando e anche delle rappresentanze di sindaci di nuova nomina, l'ANCI del Veneto. E allora anche ieri pomeriggio ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo citato più volte l'ANCI, gli ospiti dicevano ma che cosa ne penserà? Lo sentiremo direttamente in questa serata. Allora vi presento subito i nostri protagonisti perché avremo diverse cose da approfondire insieme. Da un lato commentare, quindi sentire anche i territori che cosa ne pensano dei risultati di queste elezioni. Naturalmente uno sguardo all'Europa ma subito anche a quel che è accaduto in Veneto. Tante liste civiche si osservava, a parte qualche Lega che emerge, Lega Nord che emerge in qualche comune e la strana debacle, insomma almeno così era stata giudicata anche da diversi ospiti, dei 5 Stelle. Ma che cosa cambia? Quali sono le dinamiche? Cosa si prospetta? Cosa si può fare? Sono tanti e troppi comuni nel nostro territorio, i più piccolini hanno ancora ragione di esistere o si può parlare anche di qualche cosa di diverso che possa onnicomprenderli, ma molta gente non è d'accordo. Insomma, vedremo di discutere di questi e altri temi importanti. Con chi? Protagonisti in studio, ben ritornata Maria Rita Busetti, Grazie. vicepresidente di ANCI Veneto, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti. Pier Antonio Tomasi, vicepresidente di ANCI Veneto, anche lei ben ritornato, che ci aiuterà per le politiche sociali in modo particolare. Elisa Venturini, ci fa sempre piacere averla qui con noi in studio. Buonasera a tutti. Sindaca di Casalserugo, parlerà anche di unioni di comuni, fusione, sindaca o sindaco? Perché ognuno è lo stesso, è la stessa cosa, quindi democratica, di consigli, di autonomia, eccetera. Abbiamo Fernando Zaramella, neo sindaco, nuovissimo, a pochissime ore, di Pieve di Curtarolo, sostanzialmente in provincia di Padova. E si dovrà cimentare anche lei, quindi l'hanno buttata allo sbaraglio, ma questa volta potrà essere anche una bellissima esperienza. E come ospiti, come pubblico molto qualificato, abbiamo il piacere di avere Dario Menara, direttore dell'ANCI Veneto, finalmente compare, tante volte la nominiamo ed eccolo lì, Dario Menara che ci aiuterà a dare alcuni commenti tecnici per quel che riguarda le sue competenze. E poi abbiamo Andrea Martellato di Fiesso d'Artico, un comune che ha circa 8.000 abitanti, abbiamo Elisa abbiamo già visto, Enoco Soranzo no, che non è ancora arrivato, Marco Santarato che è presidente del Consiglio Comunale di Adria. E grazie anche a lei, e il suo nome invece non mi ricordo? Martellato, perfetto, allora c'è, abbiamo già visto. E poi naturalmente abbiamo il nostro Roberto Turetta che invece ci supporta dal punto di vista tecnico, ufficio stampa di ANCI Veneto, quindi è colui che voi non vedete ma svolge tutto il lavoro di preparazione delle notizie dell'ANCI che vengono date periodicamente, quindi merita anche lui un occhio di attenzione. So che non vuole parlare, però esiste, c'è, è giusto menzionarlo. Allora, incominciamo subito, abbiamo un contributo video come sempre tratto dal Nazionale, lo vediamo per introdurci un po' alla tematica che parte dai commenti delle elezioni, ormai sono chiuse ieri per cui è doveroso. Ricordiamo che ci sono diversi comuni che vanno naturalmente al ballottaggio, per cui ancora un po' di cautela per quel che riguarda questi comuni. Prego. Gira per il centro di Padova Massimo Bitonci. Dopo il primo turno riprende la campagna elettorale per il ballottaggio. Fino a qualche giorno fa non ci davano il ballottaggio, invece siamo in incollatura dal prosindaco non eletto Ivo Rossi, siamo talmente vicini, il nostro è un trend in crescita. Anche Ivo Rossi sta organizzando gli impegni per i 15 giorni prima del voto di ballottaggio. A Padova dovrebbe arrivare anche il premier segretario del PD, Matteo Renzi. Di sicuro viene, credo sarà un contributo importante perché in fondo anche il risultato delle europee testimonia una forza di trascinamento straordinaria, ma torna un'idea di paese che cresce, che ha voglia di scommettere su se stesso, che non si ripiega e soprattutto, come dire, dà un contributo in Europa. Per entrambi i contendenti l'obiettivo sarà anche quello di conquistare voti che nel primo turno si sono divisi tra gli altri candidati a sindaco, quelli delle rispettive aree politiche di centrodestra e centrosinistra. In fondo con alcuni di loro si è lavorato anche nel corso degli ultimi anni, non c'è ragione per non continuare a lavorare anche per il futuro.
Ma le alleanze possono andare bene, però è anche vero che nella scheda elettorale poi alla fine rimangono due nomi. Credo che nel centrodestra siamo attraversati anche da altre divisioni, penso per esempio a NCD che è il governo con Renzi, forse qualche problema in più ce l'ha. Sarà sicuramente un confronto acceso, però io sono molto, devo dire, fiducioso, ottimista. Allora, queste erano un po', partiamo dalle previsioni, perché prima si dice, si pensa e poi si stravolge tutto. Quello che ha stupito, e bisogna ricordarlo, dirlo effettivamente, è che compare in tutti i quotidiani di quest'oggi, quindi non sto inventando nulla, che non ha vissuto della rendita di Renzi, certo, il sindaco di Padova. Partiamo dal comune di Padova, comunque fa parte del discorso dell'ANCI, perché è un comune molto rappresentativo, quindi a livello nazionale è una realtà importante, insomma, e fa comprendere delle dinamiche che in Veneto a questo punto escono da quelle del resto del paese, a parte in Puglia, vabbè. Sì, io direi che quando si parla intanto di sindaci si parla di amministratori ed è un discorso diverso dalle europee dove invece si parlava di politica. Ci sono ruoli diversi, l'amministratore viene scelto dal proprio cittadino, quindi è già un discorso che sposta l'attenzione di colui che deve votare, perché deve scegliere una persona e non un partito di solito, e questo è già una componente. Su Padova, se vogliamo parlare di Padova, credo che la situazione sia abbastanza complessa, perché Padova, mi pare di capire da persona che legge i giornali, quindi io non abito a Padova, ma leggo molto, guardo la televisione, mi pare che Padova stia passando un periodo abbastanza difficile dal punto di vista della sicurezza prima di tutto e del rapporto tra i cittadini e le istituzioni, in quanto presumo che in questi anni la grande crescita che Padova ha avuto sia stata eccessivamente allargata anche a presenze che oggi disturbano. In realtà io quindi lei dice che più che altro si è usciti dagli schemi per secondo ragioni contingenti secondo me c'è una territorio. stanchezza anche da parte dei cittadini di avere una città in cui mi si dice si vive in modo abbastanza con una certa diffidenza, ecco. Può darsi che tutto questo permetta di leggere particolarmente, poi le dirò anche, ogni sindaco porta il suo gruzzolo di voti, ma porta anche la sua persona, porta la sua personalità, porta quello che ha fatto e anche un programma. Infatti vorrei puntare proprio su questo. Ecco. Quanto voi, lei è stata sindaco per molto tempo, sì, voi sindaci e amministratori portate del proprio, e questo un po' lo rivolgo a tutti quanti voi, quindi quanto è importante la vostra figura, il vostro rapporto, che a prescindere dal partito che rappresentate, sì, e lo dico con voi dell'ANCI perché è sorto proprio questo problema, certo, di cui si è discusso molto, certo, ieri anche negli studi, cioè dei sindaci nuovi eletti erano tutte per lo più liste civiche, non si estrapolava la maggioranza di partito, poteva essere centrodestra, però liste civiche, per cui non un partito forte, porta un PD, eccetera. Certo. Dove questo invece era marcato, era una coalizione forte del PD, una coalizione forte marcata, hanno stravolto i sistemi. E allora dice, allora conta forse di più la persona. Quello che promette, cioè, questa è un po' la domanda che voglio girare anche a voi con la vostra esperienza. Quindi, ecco, allora io rispondo in velocità e poi lascio, e io credo, e lo ripeto, che sia importante la figura del sindaco. È chiaro che ci sono delle casualità che possono agevolare o limitare quella che è il percorso che il candidato sindaco fa, perché ci sono dei momenti politici propositivi, dei momenti politici che frenano. Pensiamo che, come diceva Rossi prima, si sente trainato da Renzi, ovviamente. In questo momento la figura di Renzi è una figura importante, trainante, una figura anche direi molto vendibile sullo schermo e sui giornali, per cui sicuramente gli apporta qualche cosa. Poteva essere il contrario, successe anni fa quando in un certo momento vicino alle elezioni invece vennero fuori degli scandali per cui appartenenti a un certo partito si trovarono bloccati da scandali di altri, quindi c'è una componente casuale. Però la grande corsa all'elezione è mirata al personaggio che si presenta al sindaco, insomma. Io sono convintissima di questo e su questo io punto per dire che le amministrazioni sono importanti, perché il cittadino vota il suo sindaco e il suo sindaco è la persona
ecco perché ritorno all'ANCI e ai sindaci, è la persona più qualificata, più democraticamente eletta. Io ho molta fiducia nei sindaci e anche se penso che il lavoro che oggi farà un sindaco sia molto più complesso di quello che poteva fare un sindaco qualche anno fa, perché è cambiato proprio il sistema amministrativo. Ma Vedo nicchiare, vedo che nicchia. Sì, perché ho cercato di leggere un po' i dati delle elezioni con gli scrutini che si sono effettuati ieri, un po' su un'area un po' più vasta, insomma, guardando un po' la foto del Veneto. Allora, sicuramente in ogni momento che si va a rinnovare un consiglio comunale c'è un trend di natura politica generale che può essere d'aiuto, diciamo, no? C'è stato il periodo dove il centrodestra in particolare, Forza Italia, PDL o Lega insieme trascinavano e c'è stato per esempio il periodo 2009 che molti consigli comunali rinnovati hanno, diciamo, stravolto anche un trend di amministrazioni di centrosinistra. Questa è l'epoca dove il risultato di Renzi influenza sicuramente, insomma, anche se poco, in ogni caso l'elettore che secondo me è una persona molto intelligente e quindi sceglie in modo oculato, l'ha fatto domenica in modo assolutamente indiscutibile, nel senso che possiamo dare tutte quante le letture, no, sul piano del peso politico del voto a Renzi piuttosto che al mancato successo degli altri partiti. Però se noi guardiamo i dati delle amministrative vediamo che il voto del Partito Democratico alle europee non è stato assolutamente confermato nei candidati di centrosinistra. Esatto. Poi io non sono, cioè le liste civiche si fanno nei comuni al di sotto di 15.000 abitanti in particolare perché c'è una lista unica che si presenta con l'unico candidato sindaco. Non ci sono i collegamenti come per i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti. Quindi lì si usano dei simboli, stando insieme più realtà, si usa un simbolo che è la sintesi o che si decide insieme e ovviamente deve essere una lista civica, perché però ci sono in ogni comune le liste che hanno orientamento di centrodestra e orientamento di centrosinistra. Quindi c'è la lettura sul piano, difatti la stampa che su questo insomma va un po' a ricercare, no, l'orientamento. Poi le liste civiche classiche sono quelle che hanno un po' dentro tutti, per capirci, ce ne sono, e che hanno un senso più civico, meno politico, meno caratterizzante sul piano del peso politico dal punto di vista della presenza dei partiti all'interno delle liste. Però questa distinzione dal punto di vista dell'amministrazione locale ha un suo peso, ha un suo significato. In provincia di Venezia abbiamo, tra virgolette lo dico abbiamo perché insomma io faccio parte della centrosinistra, abbiamo perso un comune come centrosinistra che è il comune di Concordia dopo un periodo lunghissimo di amministrazioni di centrosinistra e l'ha vinto un candidato sindaco che rappresenta il centrodestra, per dire che l'elettore è intelligente nel senso che quando va a votare sceglie. E nel momento in cui sceglie, noi non pensare che sceglie in modo totalmente omogeneo a seconda delle elezioni che deve esprimere, cioè il tipo di voto che deve esprimere. Per cui ieri è successo che sono cambiati, e questa è la lettura che ho dato un po' all'analisi, che i sindaci al secondo turno, cioè al secondo mandato, sono quasi dappertutto stati confermati, cosa che in passato invece era un po' meno la percentuale, o meglio maggiore quella della non conferma. Mentre hanno fatto più difficoltà dare continuità all'amministrazione uscente, per esempio di centrodestra o di centrosinistra, i sindaci che si sono proposti come nuovi candidati. E quindi lì probabilmente incide molto la personalità, la caratteristica, se è una persona riconoscibile, che ha una sua caratura, se è dentro il territorio una persona che ha ovviamente lavorato, che è riconosciuta e via dicendo, e conta ovviamente anche il gruppo oltre che al programma, perché il programma è una delle discriminanti in molti casi, no? Parliamo di centrodestra e centrosinistra, cioè quando si dice non vogliamo gli inceneritori, vogliamo fare la raccolta differenziata spinta, cioè ci sono tanti temi che caratterizzano, no, le parti, vogliamo le infrastrutture e non le vogliamo, no? Allora da questo punto di vista conta. Devo dire poi che sul piano del rinnovo amministrativo
pesa anche per chi si ripropone il fatto di un periodo dove i comuni fanno una difficoltà impressionante. No, ma dopo entriamo nel merito, dopo Vediamo però questo perché... io propongo il mio programma oggi e ricordo che oggi è molto stringente l'aspetto legato al programma, perché bisogna presentare una relazione di mandato, alla fine si deve fare la dichiarazione di mandato con la verifica di quello che si è realizzato o meno, cosa che non esisteva in passato, è una norma recente questa. È evidente che lì ti giochi la tua credibilità, perché se proponi un programma dove vuoi fare di tutto e la gente sa che c'è il patto di stabilità, che non si possono spendere i soldi, non sono così banali, quindi anche la coerenza insomma è molto importante. Lisa Venturini, che cosa ne pensa? Della situazione a livello politico, di come si è sì, dico anche dell'importanza che può avere una figura del sindaco da quello che è emerso, insomma, allora, che stravolge. Sicuramente è fondamentale la figura del sindaco perché rappresenta il riferimento, il rapporto diretto con il cittadino permette quindi di capire il carattere anche del sindaco, la capacità di gestione, le caratteristiche di un sindaco e questo fa sì che il cittadino possa esprimere delle valutazioni. Più il comune è piccolo, più questo controllo, questo contatto, questa vicinanza anche alla figura del sindaco è chiaro che innesca dei meccanismi per cui io posso controllare il sindaco, quindi posso capire se opera bene o se opera male. Più naturalmente si ampliano le dimensioni del comune, meno questo contatto è diretto e quindi molto di più ci si affida a quello che potrebbe apparire o anche a il partito politico di riferimento, quindi vengono ad inserirsi altri elementi, altri fattori che vengono ad incidere sulla valutazione che fa poi il cittadino. È evidente che come si vede dalle ultime elezioni, le amministrative e le europee, nelle europee si vota in base a quello che televisioni, giornali, mezzi di informazione, perché è giusto anche dire questo, esercitate voi giornalisti e quindi mezzi di comunicazione un'influenza molto forte sull'elettorato e quindi condizionate molto anche l'elettore, a differenza invece magari dell'elezione amministrativa dove proprio perché c'è il contatto diretto il cittadino può vedere e allora fa delle valutazioni esclusivamente sulla persona o sul gruppo che sta amministrando. Quindi prescinde la politica molto in questo gioco, a parte vabbè scelte potrebbe, è vero che c'è anche una piccola percentuale di condizionamento sicuramente, però è molto ridotta perché il fatto di conoscere chi si va a candidare, il candidato sindaco, questo permette anche di esprimere dei giudizi e delle valutazioni. È vero, prima Pier Antonio parlava delle varie incombenze da un punto di vista burocratico che adesso devono essere fatte, per cui la dichiarazione di fine mandato, cosa sia stato fatto. Ecco, secondo me quelli sono solo degli appesantimenti burocratici che vengono imposti, quando in realtà l'elettore ha ben presente che cosa ha fatto un sindaco nel corso di 5 anni e quando appunto va a votare, si reca alle urne, va con la consapevolezza di quello che è stato fatto o non è stato fatto, al di là di tutti appunto gli appesantimenti burocratici e di tutte le purtroppo incombenze che stanno adesso imponendo ai sindaci e che non permettono di amministrare, perché è l'altro grande problema. La burocrazia che ci sta schiacciando rende sempre più difficile, soprattutto nei piccoli comuni, anche gestire la quotidianità. Assolutamente. Lei, perché è stato scelto secondo lei? Che cosa è che ha giocato? Non posso dire delle esperienze precedenti perché mi pare che sia il primo mandato. Il primo mandato ho fatto il vice sindaco per Cioè ha avuto delle sensazioni, delle percezioni, un qualcosa che le ha fatto maturare una consapevolezza, convincimento delle persone? Io penso che uno che vive sul territorio sicuramente ha una percezione del proprio territorio, per quanto, come dire, è chiaro che poi i territori possono essere anche diversi, noi siamo ormai un territorio che è limitrofo a Padova, quindi abbiamo come dire, una particolare vitalità che è legata alla città di Padova. Credo che sia importante, come si può dire, in qualche modo avere una visibilità che deriva da un contatto quotidiano col territorio, intendo dire con le varie realtà, con le persone, con le famiglie, con le imprese. Penso che poi non condivido il fatto che per esempio le liste civiche siano apolitiche, io questa è una grande stupidaggine, credo che alla fine ogni lista civica, se ha dei propri valori, è un po' un trucco, no? Se voglio, anzi paradossalmente è vero il contrario, cioè tanto più una lista si dichiara apolitica, tanto più è partitica addirittura, quindi è un po' così un mischiare le carte, perché poi
tutti noi da qualche parte ci riconosciamo e in qualche modo, come dire, rientriamo in un qualche mondo, in una qualche condizione. Volevo dire una cosa che diceva la signora prima per quanto riguarda Padova. Io non ho questa percezione di Padova come città insicura, io credo che Padova sia una città assolutamente governata negli anni passati in modo straordinario, una città che è cresciuta in modo impetuoso da ogni punto di vista ed è cresciuta bene. Poi è chiaro che sta diventando una città un po' la capitale del nord-est, quindi evidentemente sta anche soffrendo, patendo il fatto di essere, come dire, appunto una crescita molto molto forte, e quindi sono del parere che, come tutte le città che crescono in maniera importante, naturalmente pagano con i scotti. Ritengo invece che in questa fase, in questi 15 giorni prossimi, ci si debba servire anche, questa è la mia idea personale, della grande esperienza dei sindaci passati e soprattutto del sindaco passato, che è Zanonato, che ha dimostrato di avere una grandissima credibilità in giro per il Veneto, in giro per il territorio, non solo in Veneto, 100.000 preferenze. Credo che sia il vero valore aggiunto che si può mettere in campo oggi, perché sono convinto, insomma, che qua il centro-sinistra si dovrà ricompattare in modo forte, naturalmente dietro al candidato Rossi, ma senza dimenticare che la città è cresciuta in questi 15-20 anni. Ma bisogna guardare anche avanti, guardare il futuro, avanti, perché altrimenti siamo sempre ancorati al passato. È stata un'amministrazione che era un po' vecchia, però sa, guardare avanti vecchi. Non dimenticando quello che c'è dietro, perché poi tutti abbiamo un passato più o meno importante. Il guardare avanti è sempre un modo per non, in qualche modo per non, noi vorremmo guardare avanti quando non vogliamo che quello che sta dietro, a seconda di come le cose vediamo, ci interessano, le condividiamo o non le condividiamo. Io penso che Padova sia una città, ripeto, importante, governata benissimo anche da Rossi in questi anni, quindi sono del parere che da qui si debba partire. Poi si guarda avanti, certamente fra 15 giorni faranno il sindaco nuovo, no? E vanno al ballottaggio, per questo, chiaro, no? Quindi voglio dire, chiaro, ma per definizione si va avanti, no? Però io sono sindaco perché anch'io, come tutti noi, ho alle spalle la mia storia, se l'aveva lei prima di diventare sindaco, ce l'avevano loro, e quindi penso che sia una cosa normale, insomma. Assolutamente. Andiamo subito in pubblicità, perché poi voglio sentire anche i nostri ospiti che partecipano comunque attivamente tra il pubblico. Tra poco.